Questa volta direttamente in area la battuta, il tocco, il gol dell'Athletic. E se ho visto bene è stato Montagliani con la maglia numero 5 a mettere la palla in rete. Tutto ciò dopo quasi 4 minuti di gioco. Si sblocca. Battuta a cercare la corsa da parte di Geraci, il quale mette in mezzo il pallone, allontanato in qualche modo da Simoncini. Poi altro tentativo parato in 2 tempi dal portiere Romeo. Sempre con Geraci, scarico indietro a D'Amore. D'Amore sterzata, alza la testa e zona tiro per lui. Quella ci prova. Palla che sorvola non di molto la traversa. La battuta dell'angolo affidata a Geraci. Pallone sul primo palo, allontanato da Dorangricchia. Poi il controllo di Pizzoli, sinistro, che scende troppo tardi. Qui intanto attenzione perché si è mosso bene Gambino sul filo del fuorigioco. Gambino, ingresso in area, chiuso da Pizzoli e da Montagliani, che però gli calcia addosso. Ancora Montagliani, che però viene anticipato da Gambino. Sul fondo Gambino, calcio di rigore. Arriva il fischio, parte Dorangricchia, intuisce ma non può arrivare Curcuruto, pareggio Buonpastore. Non poteva che essere Dorangricchia a segnarlo. C'è il fischio, battaglia con l'uscita e posizione regolare, la conclusione che entra in rete, il gol segnato da Patti. All'improvviso ha tentato l'uscita per mettere in fuorigioco tutti, la difesa dell'Athletic non c'è riuscita. Patti, secondo il direttore di gara, è in posizione regolare e firma l'1-2. C'è il fischio, la palla messa dentro. C'è stata una deviazione, credo, proprio da parte di Romeo. Pizzoli e D'Amore, arriva quest'ultimo, servizio sbagliato, ma attenzione perché diventa un buon pallone per la corsa di Scalici, che calcia da buona posizione ma non trova il bersaglio. Poi in qualche modo Catalano, dopo aver litigato col pallone, la Vardera lo aiuta, ma fallosamente secondo il direttore di gara, e arriva anche il giallo per Massimo Lavardera. E c'è il rosso, c'è anche il rosso per un gioco. Non sembra essere messa benissimo la barriera, attenzione ai 2 fronti dell'attacco dell'Athletic, ma c'è il fischio, la battuta di D'Amore verso la porta, D'Amore nel finale, rimane fermo, rimane spiazzato Romeo, mani alle orecchie per D'Amore che la pareggia al quinto di recupero e 2-2.